Tacitelec a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Le nostre vite si basano sulla speranza, Sua Santità Dalai Lama. Il Sikyong Singhi si congratula con il neoeletto Sikyong Pepa Tsering, Stati Uniti, Taiwan e Giappone inviano i migliori auguri. I Canadian Parliamentary Friends of Tibet si congratulano con il Sikyong Losang Singhi. Le NGO di Dharamsala si congratulano con il Sikyong e con il 15° Kashag. I tibetani contribuiscono con 50 milioni di rupie al fondo PM Cares e annunciano l'attribuzione di un onorario agli operatori sanitari. L'amministrazione centrale tibetana osserva il 26° anno della scomparsa dell'11° Panchen Lama per mano della Cina e rilascia un libro. Il rappresentante Arya parla del Tibet al gruppo parlamentare giapponese sui diritti umani e gli affari esteri. L'alto rappresentante dell'UE condanna l'uso della tortura e il trattamento disumano dei prigionieri politici, ivi compresi anche i tibetani. La Cina criminalizza l'espressione della libertà religiosa, lo dice il rapporto internazionale sulla libertà religiosa del 2020 del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. A Milton Keynes, nel Regno Unito, si celebra l'8ª giornata della Tibetan National Flag Raising Day. In una conversazione sulla speranza con Pico Iyer, mercoledì scorso, Sua Santità Dalai Lama ha detto che la nostra vita dipende dalla speranza. Se hai speranza, sarai in grado di superare i problemi che affronti. Future. Hope means for future. For future, no guarantee, but we still remain on hope. This is too much pessimistic pessimism. It's truly harmful. Every our potential then cannot function or utilize properly. So hope, optimism is very, very important. La conversazione online con Pico Iyer è stata organizzata dall'Università della California, Santa Barbara, alla quale